Allora, io oggi ho l'ingrato compito di difendere le regioni. Cioè, quando parliamo di regioni, i cittadini cosa pensano? Pensano al Trota, pensano ai corsi di spese della Minetti, alle mutande verdi del del Piemonte, pensano a queste cose qui quando parlo delle regioni. Quindi capite che per me è veramente un compito difficile parlare, difendere queste istituzioni di cui faccio parte. Però se voi pensate a tutti gli scandali che sono occorsi negli anni precedenti, ma anche andando a vedere cosa succede in Lombardia tutt'oggi, no? Perché noi abbiamo per esempio l'ex assessore della sanità, nonché vicepresidente della regione che è stato arrestato, abbiamo il presidente della commissione sanità che è stato arrestato, è tuttora in carcere, quindi insomma non sono certo io a negare che ci sono scandali, che ci sono corruzioni, che ci sono sperperi, che ci sono sprechi. Ma tutto questo, io mi domando, è colpa della classe politica che c'è all'interno delle regioni, che governa le regioni, o è colpa delle istituzioni regioni e delle competenze che la Costituzione prevede per le regioni? E ovviamente è colpa della prima, è ovviamente colpa della classe politica che noi stiamo cercando in tutti i modi di cambiare. Invece Renzi con questa riforma costituzionale sta approfittando di questo vento negativo nei confronti delle regioni che tira ancora forte verso i cittadini per abbattere le regioni, per abbattere il ruolo costituzionale che le regioni hanno. Quindi lui sta facendo la classica operazione per la quale tu butti via il bambino insieme all'acqua sporca. Anzi, lui approfitta scientemente del fatto che esiste l'acqua sporca, scandali, corruzione, eccetera, eccetera, per buttare via il bambino. È proprio questo il gioco che lui sta facendo. Poi magari ci torniamo su questo. Allora, il titolo quinto è quello della Costituzione, è quello che regola i rapporti, le competenze tra lo Stato e la Regione. Allora, voi vedete queste immagini qui, ho tirato giù dal sito del Senato della Camera, non mi ricordo più, è la presentazione ufficiale della riforma, no? Noi siamo in una situazione con i due pallini che si sovrappongono. Cioè, il verde rappresenta, diciamo, le competenze dello Stato, il viola rappresenta le competenze delle regioni, quindi la riforma allo stato attuale Costituzione vigente, e voi vedete che c'è una sovrapposizione, no? Ci sono alcune materie che sono di competenza concorrente, si dice, concorrente tra lo Stato e la Regione, cioè materie in cui possono legiferare sia l'une che le altre. Noi andiamo invece nell'altra situazione con l'approvazione di questa riforma, cioè si separa nettamente le materie che saranno di competenza dello Stato e le materie che saranno di competenza delle regioni. Che detta così è anche una cosa tutto sommato positiva, perché il fatto di avere quella sovrapposizione ha creato un sacco di casini. Questa sovrapposizione c'è dal 2001, dalla riforma del 2001, ed effettivamente è stata scritta male quella parte lì, perché ha creato un sacco di conflitti. Quindi ci sono stati tantissimi casi in cui sia la regione che lo Stato hanno legiferato su determinate materie, ma non si capiva chi doveva dire che cosa. Alla fine sono andati tutti in Corte Costituzionale chiedendo alla Corte Costituzionale di derimere, diciamo, il conflitto che si era creato. Ce ne sono stati tantissimi, tant'è che la Corte Costituzionale si è ingolfata di questi conflitti. Quindi detta così sembrerebbe anche positiva l'idea di separare nettamente chi fa cosa. Peccato che quei pallini lì non sono grandi uguali come vogliono far credere queste immagini, ma il pallino verde che rappresenta le competenze dello Stato si ingrandisce enormemente e il pallino viola che rappresenta le competenze della regione diventa piccolo. Andiamo a vedere. Adesso qui non vedete, però non visualizzano neanche io, lo guardo da qua. In mezzo avete l'elenco di tutte quelle materie che ad oggi sono di competenza concorrente, cioè sia lo Stato che la regione possono legiferare. E ai lati vedete cosa sarà invece da ottobre se passa la riforma costituzionale. A sinistra sotto il titolino verde le competenze che andranno esclusivamente allo Stato e a destra il titolino viola le competenze che andranno esclusivamente alla regione. Vedete che va quasi tutto allo Stato. Cioè per esempio commercio con l'estero, Stato, ordinamento delle professioni, Stato, ordinamento sportivo, Stato, ordinamento della comunicazione, Stato, produzione, trasporto e distribuzione di energia, Stato, previdenza complementare integrativa, Stato, tutela e sicurezza del lavoro, Stato. Qui ci hanno lasciato la promozione e lo sviluppo economico e locale dell'organizzazione regionale dei servizi di difesa, grazie, gentili. Programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, Stato, disposizioni generali dei comuni per la sicurezza alimentare, Stato,
tutto Stato, tranne gli ultimi dove hanno mantenuto questa situazione costituzionale che non si capisce bene, dove c'è diciamo, ancora la concorrenza delle materie, però dicono, però i principi generali, le disposizioni generali, lo Stato, quello di dettaglio invece le regioni, però non si capisce anche più bene che cosa vuol dire disposizioni generali. Esatto, è rimasta comunque una grande confusione. Queste, vedete, sono le competenze che diventeranno esclusive dello Stato, vedete anche numericamente quanti sono, e queste sono le poche cose che rimangono in capo alle regioni, quindi veramente molto molto poco. Riassumiamo ancora quelle più principali che andranno allo Stato: grandi reti di trasporto e navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto, distribuzione energia, coordinamento finanza pubblica e sistema tributario, promozione della concorrenza, tutela della salute, tutela della sicurezza del lavoro, politiche sociali, istruzione e formazione. Via tutto. Via tutto. E in più, come se non bastasse, c'è anche la clausola di supremazia, che dice anche in quelle materie che rimangono di competenza delle regioni, però lo Stato ci può mettere le mani, dice no, ai fini della tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e degli interessi nazionali, il governo può intervenire anche lì. Tra l'altro stamattina in Consiglio regionale c'è stato un convegno dove ha partecipato il professor Onida, di cui parlerò nelle slide che vengono dopo, presidente merito della Corte Costituzionale, che ha fatto una cosa intelligente, ma questo qui, il fatto che hanno messo dentro una clausola di supremazia è un errore proprio tecnico, è una cosa che non sta in piedi, perché le clausole di supremazia hanno senso in quelle Costituzioni dove c'è una forte spinta autonomista, dove si danno tante competenze ai governi del territorio e alle regioni. Allora in quel caso ha senso avere una clausola di supremazia in cui si dice vabbè, lo Stato comunque tende a fare una supervisione di come queste forti autonomie vengono utilizzate dalle regioni. Se magari si debordano un po', se magari si va contro i principi generali dello Stato, è giusto che ci sia una clausola di supremazia per l'unità statale. In questo caso non hanno lasciato niente, praticamente la regione che cosa serve una clausola di supremazia? Non ha veramente anche un controsenso proprio tecnico. Quindi è una cosa effettivamente che non ci avevo mai pensato, ma c'è una ragione. Quindi il potere legislativo delle regioni si riduce, come vi dicevo nelle ultime materie, in fondo alla prima slide che vi ho fatto vedere, si è conservato il vecchio criterio di riparto delle competenze legislative Stato-Regioni, cioè il criterio delle materie, che è stato indicato dalla Corte Costituzionale come un fattore di destabilizzazione. Questa cosa. Non si è colta l'occasione di passare a un criterio diverso, ad esempio quello delle funzioni, cioè su tutte queste. Cioè non dimmi questa materia va allo Stato e questa va alla Regione, di che su quella materia sia lo Stato che la Regione possono fare qualcosa, ma dimmi bene che cosa, cioè qual è la funzione dello Stato per quella determinata materia e qual è la funzione della Regione per quella determinata materia. In questo modo eviti qualsiasi conflitto interpretativo, qualsiasi casino, qualsiasi contrasto poi e sovrapposizione di leggi nazionali e regionali. Questa cosa, che è l'unica cosa intelligente da fare, non l'hanno fatto. La concorrenza tra la funzione legislativa dello Stato e quella della Regione è formalmente eliminata, in realtà avrà ancora la possibilità di essere esercitata in tutte quelle materie dove la competenza esclusiva dovrà limitarsi alle disposizioni generali comuni, come dicevo prima. Ma questa nuova formulazione appare di incerto significato, quindi si tornerà ancora a rompere le scatole della Corte Costituzionale, che dovrà dire che cosa vuol dire questa formula. Noi nei mesi scorsi abbiamo visto la mobilitazione di costituzionalisti, ci sono ben 56 costituzionalisti, professori di diritto costituzionale, che hanno preso posizione schierandosi per il no nei confronti di questa riforma. Hanno fatto un documento, l'hanno firmato tutti, ha fatto molto eco, diciamo, anche sulla stampa questa cosa, perché di fatto lì dentro ci sono i nomi più importanti che si occupano di Costituzione in Italia, da Unida che ho citato prima, da Tedeschi e tanti altri. E vediamo questo documento di 56 costituzionalisti cosa dice su questo tema che sto trattando io della riforma del titolo quinto. Dice: l'assetto regionale della Repubblica uscirebbe da questa riforma fortemente indebolito attraverso un riparto di competenze che alle regioni toglierebbe quasi ogni spazio di competenza legislativa, facendo gli organismi privi di reale autonomia e senza garantire adeguatamente i loro poteri, le loro responsabilità anche sul piano finanziario e fiscale. Tu dovresti andare verso una situazione in cui dai forte autonomia alle regioni, gli dai il potere fiscale, e però poi le regioni rispondono direttamente ai cittadini di quello che fanno, hanno una piena responsabilità di fronte alle competenze e alle risorse finanziarie che rispondono al territorio. Questo sarebbe l'assetto corretto al giudizio. Perché? Perché sono forme di governo molto vicino ai cittadini delle regioni, quindi si riesce
ad avere un controllo ben maggiore rispetto allo Stato. Questo è il tema. Io faccio sempre l'esempio, io lavoro in commissione ambiente, direi quotidianamente ricevo cittadini, comitati, associazioni, singoli cittadini di qualunque tipo che hanno problemi di carattere ambientale sul territorio. Vengono da me, io riesco comunque a rappresentare le loro istanze nei confronti del governo della regione, e poi riesco a risolvere alcune cose, è un altro discorso, visto che abbiamo la regione a governare oggi. Però riesco a rappresentare le istanze, riesco a fare degli atti, riesco ad avere delle risposte, che quasi mai sono quelle che vorrei dire, però riesco a rappresentare il problema. Se passa questa riforma costituzionale, tutte le persone che vengono da me dovrei dire una cosa molto semplice: signori, comprate il biglietto per Roma, che è stato l'appuntamento con il Ministero, e date auguri. Questa è l'unica cosa che potrò fare da ottobre in avanti se passa la riforma. Il progetto da un lato pretende di eliminare le competenze concorrenti, dall'altro definisce in molte materie una competenza esclusiva dello Stato riferita però ambiguamente alle sole disposizioni generali comuni. Si è rinunciato a costruire strumenti efficienti di cooperazione tra centro e periferia, invece di limitarsi a correggere alcuni specifici errori della riforma del 2001, proponendo una migliore attuazione, il nuovo progetto tende sostanzialmente a soli 15 anni di distanza a rovesciare le impostazioni, quindi andare verso un'impostazione ipercentralista. Quindi quell'accentramento di potere di cui parlava prima la professoressa all'interno di una sola Camera governata da un solo partito che non solo esprime il governo ma esprime anche il Presidente della Repubblica, ha influenza su altri contrappesi dello Stato come la Corte Costituzionale, l'organo di governo dei magistrati, eccetera, eccetera. Quindi quell'accentramento di potere non c'è solo a livello governativo, ma c'è anche nel rapporto tra i vari livelli territoriali. Tagliano il potere delle regioni e lo portano tutto verso il centro, dove ci sarà un solo partito che governa in una sola Camera e che avrà potere di fare tutto quello che vuole. Quindi di fatto è un'operazione in cui vai ad eliminare dei competitor, cioè delle persone che potevano opporsi alle tue decisioni a livello istituzionale. Ecco, vi dicevo, Valerio Mida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, è uscito pubblicamente con degli articoli che hanno fatto molto scalpore su questo tema qua. Riforma costituzionale, errori e passi indietro. Le modifiche previste per le regioni rischiano di ridurre questi enti territoriali al rango di superprovince, prive della possibilità di esprimere le potenzialità dell'autonomia sul terreno legislativo. Ci sono stati eccessi, errori, scandali, ma è doveroso riprendere il disegno assegnato dalla Costituzione, dando vita finalmente ad un sistema finanziario di vera responsabile autonomia, in cui vengono scorretti gli squilibri. Vediamo le regioni lo spirito originale. Vediamo anche qui velocemente, io uso le parole di Onida perché è molto più autorevole di me per parlare di Costituzione, quindi le ho riportate pari, ma sono veramente significative. L'autonomia legislativa delle regioni viene praticamente ridotta a zero, senza nemmeno il beneficio di una maggiore chiarezza nel riparto di competenze. In ogni caso, il principio di autonomia è iscritto tra i principi fondamentali della Costituzione, all'articolo 5. Non si tratta di negare che i diritti fondamentali dei cittadini vadano tutelati ugualmente in tutto il territorio, ma di lasciare spazio reale alle iniziative delle comunità territoriali substatali, sostituendosi al tradizionale centralismo dello Stato napoleonico. Avere uno Stato moderno, più snello, più efficiente, più vicino ai cittadini, questo lo può fare solo una regione con una classe politica adeguata e giusta. Parla di segni di miopia di una classe dirigente, Renzi, schiacciata sull'oggi immediato e sull'inseguimento degli umori affioranti nell'opinione pubblica, le mutande del Costa, movimenti, vediamo via tutto, eccetera, eccetera. Possiamo guardare le cose con un po' più grande. La storia di ciascuna delle nostre regioni ha certo conosciuto ritardi, insufficienze e anche pagine ingloriose, le mutande del Costa, ma non possiamo ridurla tutto all'uso disinvolto da parte di alcuni consiglieri regionali dei finanziamenti dati ai gruppi consigliari. Non è questo il tema, non puoi riformare la Costituzione abbattendo la funzione delle regioni perché ci sono stati dei consiglieri regionali che hanno fatto quello che sappiamo tutti. Le regioni sono state volute e attuate per cercare di costruire uno Stato nuovo, più moderno e più vicino ai cittadini di quello della tradizione centralistica e burocratica, per avere migliori servizi alle persone, per governare in modo intelligente il territorio, per sollecitare e accompagnare lo sviluppo economico nel suo versante locale,
Negli anni 70, per esempio, fu la regione Lombardia a varare la prima legge in Italia sull'inquinamento idrico, che ha preceduto quella statale. Spesso le regioni, segnatamente la Lombardia, sono state all'avanguardia nella legislazione su tanti temi. E poi quella statale è venuta dopo, al morto della legislazione regionale, in questo caso lombarda. Eccoci qua, è arrivato. Meno poteri e taglia di stipendi. Bambino e l'acqua sporca. Meno poteri, bambino, taglia di stipendi e l'acqua sporca. Chi non è contro il taglio degli stipendi nei consigli regionali? Renzi dichiara guerra alle regioni. Ma per fare i tagli degli stipendi ai consigli regionali devi copiare la Costituzione? Io non lo faccio sul mio stipendio senza neanche avere una legge normale che me lo impone. Basta avere la volontà. Se proprio non basta la volontà, è la regina del cavolo. Non mi devi tagliare. Non devi cambiare la Costituzione. Vediamo anche la posizione del Movimento 5 Stelle a livello nazionale su questo tema. Noi siamo usciti, in realtà è abbastanza vecchio questo post, c'era ancora l'accordo Renzi-Berlusconi, però insomma, titolo quinto: come Renzi e Berlusconi vogliono imporre ai cittadini TAV, centrale, cemento. Renzi e Berlusconi preparano la grande truffa della controriforma dell'articolo 5 della Costituzione, ovvero come impedire da Roma che le comunità locali fermino democraticamente opere inutili, dannose, costose come il TAV, le centrali inquinanti e le autostrade senza senso. Se tu non hai più una regione che si oppone perché sente la pressione dei cittadini, a livello centrale fai quello che vuoi. Ed è quello che in realtà sta già succedendo, è già successo nei mesi scorsi in Lombardia, perché Renzi, con uno slancio di particolare generosità, diciamo così, ha anche anticipato, no, questa riforma costituzionale, che ne ho parlato tantissimo sul discorso dello Sblocca Italia, no? E voi non so se l'avete seguita la cosa, c'è un articolo dello Sblocca Italia che impone che tutti gli inceneritori presenti su tutto il territorio nazionale brucino alla massima capacità tutti i rifiuti che arrivano da tutte le parti dell'Italia. Quindi andando a vedere il principio regionale in base al quale ogni regione deve essere autonoma nello smaltimento e nella gestione dei propri rifiuti. E questa cosa ha bloccato la possibilità che noi avevamo impostato in regione di andare a chiudere alcuni impianti lombardi, perché siamo in una situazione di sovracapacità impiantistica. Abbiamo qui inceneritori per rifiuti sostanzialmente in regione. Però adesso col fatto che ci arrivano da fuori regione non possiamo andare avanti con l'idea di smantellare alcuni impianti. Apro e chiudo una parentesi: questa cosa noi la riteniamo ingiusta non solo per i cittadini lombardi che si vedono perdere la possibilità di chiudere qualche impianto che provoca qualche tumore in più per chi ci abita vicino. È un problema anche per quei cittadini da cui arrivano i rifiuti, che pagano in maniera economica, in maniera molto molto forte, l'incapacità delle loro classi locali di fare delle politiche corrette di gestione dei rifiuti. Cioè, devi prendere la tua immondizia, metterla su un camion e spedirla a 600 km di distanza a bruciare per tutto quello che ne consegue più costi. Se sei capace di fare le cose per bene nel tuo territorio, non c'è necessità di far pagare tutto questo ai cittadini. Quindi che sia che la vede la prospettiva dei cittadini di Napoli, di Milano, di Bolzano, non cambia nulla. Io devo dire una cosa a favore di Maroni. Qui lui ha innescato uno di quei famosi conflitti di competenze di cui parlavo all'inizio di Corte Costituzionale. Cioè è andato a dire alla Corte Costituzionale: signori, Renzi ha fatto questa cosa ma ha violato le competenze della regione, perché è la regione che ha la competenza per la programmazione degli impianti. Quindi lui Renzi ha anticipato, diciamo, la riforma entrando in gamba tesa su una competenza regionale. La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata, vedremo che cosa dirà, se dirà qualcosa. Allora, tutte queste cose si sanno già da parecchi mesi, non è che sono una novità dell'oggi. E noi in regione, come Movimento 5 Stelle, ci siamo attrezzati per contrattaccare, diciamo, per difendere l'autonomia delle regioni. E abbiamo fatto un'operazione nei mesi scorsi insieme alla maggioranza per proporre un referendum consultivo, quindi non ha potere vincolante, solo una consultazione dei lombardi sul fatto di chiedere maggiore autonomia ai cittadini. Qui la propaganda del PD si è scatenata in tutto, ci ha fatto passare per la stampella della Lega, ci siamo venuti per la maggioranza, abbiamo fatto un favore a Maroni, tutte le cose che non so se avete sentito. In realtà questo è una grandissima vittoria del Movimento 5 Stelle. Perché? Perché noi abbiamo un potere
occasione, perché per proporre un referendum consultivo regionale non bastava la maggioranza semplice, bisognava avere anche il supporto di un pezzo di minoranza, quindi aveva detto di no subito, quindi dicevamo rimasti solo noi. Quindi o si faceva come dicevamo noi o non si faceva, per cui abbiamo imposto le nostre regole. Guardate, la Lega Nord voleva fare un referendum consultivo per chiedere ai cittadini se volevano lo statuto speciale. Noi abbiamo detto no, questa cosa qui non si può fare, la Corte Costituzionale l'ha già cassata in altre occasioni, è una cosa che va fuori dal perimetro della nostra Costituzione. Piaccia o non piace non si può fare, credo di scrivere. Abbiamo proposto noi di fare un'altra cosa, cioè di osservare scrupolosamente quello che prevede la Costituzione, cioè di fare riferimento all'articolo 116,3, che prevede che su richiesta delle regioni si possano aumentare le competenze delle regioni stesse, chiedere al governo di aumentare le competenze. Vedete, questa cosa qui che è veramente in linea con la Costituzione la possiamo fare, tant'è che poi il testo del referendum che è passato è esattamente quello che volevamo noi, quindi anche questa bella mettere giù con una battuta. Che cosa prevede questo referendum? Pieno rispetto alla Costituzione, come vi dicevo, richiesta di maggiore competenza e di maggiore autonomia finanziaria per la Regione Lombardia, mantenere quindi il centro decisionale vicino ai cittadini e ai territori, non toglie nulla alle altre regioni, quindi il tema dell'egoismo, tutte queste cose che sono state tirate in ballo sono assolutamente fuori luogo, perché noi dicevamo una cosa molto semplice: queste competenze che tu, governo centrale, hai, e questi soldi che tu stai usando per la Regione Lombardia, per queste competenze, dalle a noi. Noi gestiamo queste competenze e i soldi che tu stai già spendendo per la Regione Lombardia, non chiediamo soldi in più che destini ad altre regioni. Perché volevamo fare questa cosa? Perché noi siamo convinti che quegli stessi soldi spesi dalla Regione, con un centro decisionale vicino ai cittadini, piuttosto che il governo centrale, verrebbero spesi lì, tutto qua il discorso. Riduzione dei costi del referendum, perché abbiamo introdotto anche la sperimentazione del voto elettronico, che non vuol dire votare da casa, ma vuol dire fare nelle scuole, invece della matita della penna, abbiamo un computer dove mettere il voto, eccetera, eccetera. E volevo dire un'altra cosa su questo, ma me la sono dimenticata. Allora, io concludo. Ah no, ecco cosa volevo, scusate. Questo benedetto referendum consultivo, che cosa è servito? Perché il PD ha detto, cosa vuol dire fare un referendum su queste cose? È chiaro che i cittadini lombardi sono, se tu gli chiedi se vogliono maggiore autonomia e gestire i propri soldi, ti dicono di sì, è inutile che fare il referendum. Vai dal governo e chiedi direttamente tu, governatore della regione, di fare questa cosa. Non c'è bisogno di spendere 30-15 milioni per fare la consultazione. Peccato che, questa cosa non la dicono mai, ci sono stati mille tentativi da parte della regione Lombardia per chiedere maggiore autonomia al governo. Abbiamo fatto atti in Consiglio regionale votato all'unanimità, abbiamo fatto riunioni con tutti i parlamentari lombardi, tutti i schieramenti erano tutti d'accordo, ma poi non è mai successo niente. Siamo andati in conferenza Stato-Regioni dove lo Stato manco veniva a ascoltare quello che dicevamo. Quindi ne abbiamo provate tutte. Renzi ovviamente non ci sente perché c'è in mente il disegno opposto di cui abbiamo parlato prima. Allora perché fare un referendum consultivo? Per il potere che ti dà, per il potere contrattuale che ti dà, perché se tu fai un referendum consultivo poi vai a Roma e dici io ho 4 milioni di cittadini che hanno detto che vogliono maggiore autonomia, come la mettiamo? Era questo il senso del referendum consultivo. Peccato che non l'abbiamo ancora fatto. Doveva essere fatto l'anno scorso, doveva essere fatto questa primavera e il Maduro non l'ha ancora lo farà a Natale dell'anno prossimo, non so. Di fatto non l'ha ancora fatto. Allora, io chiudo questa è l'ultima slide, riportando ancora le parole di Valerio Vita che riassumono un po' tutta la questione. È ancora possibile, doveroso, riprendere il disegno autonomistico che la Costituzione colloca nei suoi principi fondamentali, razionalizzando i poteri e le procedure. Quindi non dice che va bene, si può certo razionalizzare i poteri e le procedure. Costruendo amministrazioni più moderne ed efficienti, dando vita finalmente ad un sistema finanziario di vera e responsabile autonomia. Io riscuoto i soldi in regione, io li spendo, io rispondo ai miei cittadini di come li ho spesi. In cui ciascuna regione disponga di risorse autonome e di poteri fiscali, in cui risponde ai propri cittadini, in cui i meccanismi di solidarietà, quindi per regione indispensabili perché l'autonomia
l'autonomia non si converte in egoismi collettivi, siano trasparenti e accompagnati da forme principi di responsabilità. Io aiuto le altre regioni, però tu, governatore della regione che ricevi il aiuto, hai delle responsabilità precise su come li spendi. E se non li spendi bene, anche attraverso l'impegno di poteri sostitutivi di commissari della regione. Commissariamo le regioni che spendono male, che continuano a fare casino. Però deve rimanere saldo il principio dell'autonomia locale per tutti i motivi di cui vi ho parlato prima. Quindi non cadete nell'errore di credere alle varie Firenzi, perché quando mi dice che per tagliare gli stipendi ai consiglieri regionali bisogna cambiare la Costituzione, che mi sta prendendo chiaramente per i fondelli. Diciamo no tutti insieme. Grazie.